soprattutto anche grazie a Matteo, ma comunque anche in campo siamo stati ordinati, abbiamo cercato di attaccare, quindi sicuramente è una prestazione totale, complessiva, al di là della vittoria che ci deve dare forza. Melfi è l'avversario più difficile in questo momento da affrontare, secondo te? Ma io quello che penso, anche quello che dico ai ragazzi, diciamo, l'avversario più difficile veramente siamo noi, perché comunque se riusciamo, come abbiamo dimostrato tante volte, ad aggredire la partita, a entrare in campo con la consapevolezza che siamo forti e comunque possiamo fare la partita, possiamo essere aggressivi con tutti, difficilmente squadre ci hanno messo sotto, quindi dipende tanto da noi più che dall'altra squadra. In queste 2 settimane credo che più magari che in altre si è sentita la presenza della società, noi l'abbiamo avvertito noi così da fuori. L'arrivo di Petrone, che credo sia stato accompagnato da un discorsetto fatto dall'amministratore delegato agli spogliatori. Poi insomma questa partita con il Messina, che sicuramente sarà stata accompagnata da una serie di discorsi, avete sentito anche voi un po' tutto quello che è successo attorno, quanto è stata caricata. Qual è stata la parola, la frase che magari ha fatto scattare in voi quello che finora non si era visto? Vabbè, in generale vabbè, la società è sempre stata vicina, sia nei momenti magari molto più facili, con qualche vittoria, ma anche in quelli dove sono arrivate sconfitte, quindi per quello la società è sempre stata lineare e ci ha sempre aiutato. È normale che magari il mister, essendo nuovo, anche lui ha cercato di aiutarci, per noi è anche stata una cosa in più perché comunque ascoltavamo parole diverse, parole nuove, una persona che veniva da fuori, quindi magari vedeva le cose in maniera diversa, quindi sicuramente ci ha dato consigli importanti e ci ha fatto credere anche magari andando più su diversi giocatori nelle qualità loro. Poi anche l'ambiente, sicuramente la Messina l'hanno preparata con video, insomma, cose che sicuramente ci hanno dato un po'. Al di là di quello è stata proprio la partita in sé che ci ha dato forza e l'abbiamo dimostrato. Ma una parola su tutte di quelle che ha detto Petrone che ti ha colpito di più, anche perché non sembra capitare? No, come dicevi prima ci pensavo, però no, in generale, ripeto, i discorsi che fa, insomma, ci dice di credere in noi stessi, insomma, che siamo veramente una grande squadra e la consapevolezza di cercare sempre di vincere le partite, quindi quella deve essere anche per noi la cosa più importante. Allenarsi con Lodi accanto e non poterlo avere accanto in campo? Era a fianco, lui era intorno al campo, ripeto, non deve parlare di Ciccio in questo momento, perché comunque preferisco parlare della squadra, mi fa piacere che viene qua, però si allena, si